la gente si sta interrogando, ma cosa sta succedendo in questa città e in tutto il Veneto? Il caso Mantovani rompe gli argini di un fiume già in piena, troppi scandali scoperchiati dalla Guardia di Finanza in pochi mesi, troppe inchieste su malaffare tra istituzioni e privati, società partecipate, gestione di flussi enormi di denaro. E il fuoco di fila di domande e richieste pressanti su trasparenza e chiarezza si fa sempre più serrato. A partire da Venezia, dove l'impero gestito da Pier Giorgio Baita ha più di un affare in corso, non solo il Mose. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le richieste urgenti di una commissione d'inchiesta, ma da Cafarsetti la risposta è prudente. Per quel che mi risulta finora motivi di sospetto o di apprensione non ve ne sono, ma ad ogni modo vigileremo. Dal Comune di Venezia a Palazzo Balbi, dove invece una commissione d'inchiesta potrebbe arrivare a breve. Io più che commissione chiamo un servizio ispettivo interno che attiviamo quando ce n'è necessità, però appunto ne parleremo martedì in giunta assieme agli altri colleghi. Fare subito, fare presto. Dai banchi del Consiglio Comunale di Venezia c'è poca voglia di aspettare. Interrogazione del Movimento 5 Stelle per chiarire quali rapporti ci sono stati tra il Comune e le imprese coinvolte e qual è il volume di flussi di denaro passati da Cafarsetti a Baita, con un ultimatum preciso. Se non ci sono interventi a brevissimo termine, noi chiediamo contemporaneamente che si determini un blocco di tutti i contratti in essere che coinvolgono queste imprese, ad esempio quelli che riguardano i progetti del Palazzo del Cinema e quindi dell'ospedale al mare. Ma le richieste vanno anche oltre. Pretendo, signor Sindaco, che quei 12 milioni di euro che Mantovani SpA ha versato nelle casse comunali prima del 31/12 per comprare le autostrade e per anticipare i soldi del mercato ortofrutticolo vengano restituiti. Un effetto valanga che finisce anche fuori da Venezia, visto che Baita è nel consiglio di amministrazione di Veneto City SpA. Chi da anni si oppone al megaprogetto urbanistico lungo la riviera del Brenta lancia un appello ai sindaci di Dolo e Pianiga. Noi chiediamo che a seguito di questa inchiesta gli amministratori facciano un atto di responsabilità sospendendo le procedure che riguardano Veneto City in particolare per consentire alle indagini i dovuti approfondimenti.